In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2024, credo sia importante, rispetto alla gestione del rischio idrogeologico e della gestione di risorse idriche, richiamare alcuni eventi recenti, recentissimi direi. Pensiamo all'evento del fine febbraio 2024, nel quale la città di Vicenza è stata colpita in maniera importante, ma in questa occasione abbiamo visto come il ruolo degli interventi, come quello che vediamo sullo schermo, che sono stati realizzati di mitigazione degli effetti delle piene, abbiano effettivamente sortito un effetto importante, ovvero hanno chiaramente evitato il peggio. Qui vediamo appunto uno di questi interventi, il bacino di laminazione di Caldogno, parzialmente invasato e, durante questo evento di piena, tra il 27 e il 28 febbraio. E vediamo lo stesso bacino, nella foto in basso, vediamo lo stesso bacino alcuni giorni dopo a svuotamento avvenuto. Il bacino è ora pronto per un possibile successivo evento e vediamo come l'effetto sull'ambiente di questa invaso di laminazione sia stato trascurabile. Quindi questo mostra anche come questi interventi, che vengono spesso immaginati, no, nell'immaginario collettivo come interventi invasivi, siano in realtà tutto sommato ben inseriti nel loro contesto paesaggistico anche. Questo è importante fare queste considerazioni proprio a valle di un evento di piena che poteva avere conseguenze molto, molto significative, ben peggiori di quanto non sia stato, perché il fatto nuovo, ormai relativamente tale, è legato un cambiamento che sappiamo essere in atto e che sappiamo dover procedere, che procederà presto in una direzione ben definita, ovvero il cambiamento climatico. Vediamo qui un quadro riassuntivo delle temperature osservate e ricostruite fino addirittura a 400 milioni di anni fa. Vediamo come la temperatura nel passato sia stata anche più elevata di quella che non è attualmente, che vediamo qui a destra. E quello che però emerge abbastanza chiaramente da questo schema è che le infrastrutture umane, la nostra società, come le conosciamo, che le vediamo qui dove vedete il mio cursore, hanno sperimentato temperature ben più basse di quelle attuali. Inoltre, e qui non rende giustizia la scala dei tempi, che è molto compressa in quest'ultimo pannello. Inoltre, le variazioni di temperatura attuali, si parla già di quasi 1,5 gradi di incremento di temperatura rispetto al periodo preindustriale, avvengano nel giro di un secolo, mentre queste variazioni che vediamo sullo schermo avvengono nell'arco di milioni, se non decine di milioni di anni. Quindi gli elementi importanti sono due: le nostre società non sono adattate, non si sono evolute in un clima cambiato e quindi a temperature verso le quali ci stiamo portando rapidamente, e queste variazioni avvengono con velocità che non si è mai vista. Questo non è solo presente nelle ricostruzioni, qui lo vediamo molto bene in queste osservazioni, sono osservazioni quantitative, questa volta di precipitazioni, perché le implicazioni per quanto riguarda il ciclo idrologico di quelle variazioni di temperatura che abbiamo visto sono molto, molto importanti. Qui vediamo degli eventi estremi, gli eventi estremi stimati in 3 località del nord Italia: Milano, Mantova, Padova, dove disponiamo di serie temporali di osservazioni di precipitazione giornaliera molto lunghe. A Padova sono quasi 3 secoli di osservazioni. Vediamo come queste siano concordi, non è un singolo sito che mostra queste variazioni. Vediamo come l'evento estremo
tecnicamente definito dal tempo di ritorno 200 anni, cioè un evento che in media si propone in una condizione stazionaria preindustriale una volta ogni 200 anni, vediamo come questo evento sia aumentato a partire dall'inizio del Novecento progressivamente. E la serie di Padova, lo vedete in verde, mostra chiaramente come nel periodo preindustriale non vi fosse questa variazione così sistematica dell'evento estremo, appunto così di 200 anni, con tempo di ritorno di 200 anni, ma fossero presenti delle fluttuazioni che sono intrinseche del sistema climatico e sulle quali si è sovraimposto, lo vedete, a partire dal Novecento, un aumento delle precipitazioni estreme. Quindi non sono opinioni, ma sono dati oggettivi che mostrano come temperature ed eventi estremi di precipitazione stiano cambiando. A fronte di questo si crea evidentemente, si genera un problema importante, un problema che io direi è il problema centrale per le scienze dell'acqua per il XXI secolo. Noi dobbiamo prepararci a questi cambiamenti che sono già in movimento e che, rispetto ai quali non possiamo fare molto, ma una parte di questo cambiamento è ormai in movimento ed è inevitabile. Dobbiamo prepararci a questi cambiamenti eh, con un approccio che deve essere diverso da quello del passato. Non possiamo utilizzare le osservazioni passate per dimensionare le nostre infrastrutture, per preparare le nostre infrastrutture, per renderle a prova di clima. Non possiamo usare semplicemente osservazioni del passato, ma dobbiamo, poiché il futuro non è più quello di una volta, come diceva questo particolare giocatore di baseball molto noto che ha coniato questa dizione. Il futuro non è più quello di una volta, quindi dobbiamo affidarci a una lettura più intelligente delle osservazioni attraverso modelli che permettano di descrivere il sistema Terra nella sua complessità, nel suo insieme, quindi oceani, ehm, eh, aree continentali, atmosfera, la biosfera, un sistema molto articolato e complesso che interagisce e che abbiamo imparato a conoscere, certo, non alla perfezione, ma abbiamo fatto grandi passi e siamo in grado di descrivere quantitativamente le variazioni osservate nel passato e dobbiamo affidarci a questi modelli essendo questi in grado di riprodurre il clima passato, ci possono permettere di aprire una finestra sul futuro e lo possono fare con degli strumenti sempre più avanzati che oggi, e quando dico oggi intendo molto recentemente, permettono attraverso raffinazioni successive, ovvero dei modelli globali che vedete qui, ai modelli regionali che vedete in questo zoom sull'Europa e a modelli che chiamiamo modelli a convezione permessa, ovvero convection permitting models, attraverso queste modellazioni adesso siamo in grado di risolvere i fenomeni che sono principalmente, li vedete qui rappresentati schematicamente, fenomeni convettivi che sono tra i principali elementi, tra i principali meccanismi che determinano gli eventi estremi a cui dobbiamo prepararci. Quindi la lezione dei tempi recenti, degli eventi recenti e della scienza del clima nei suoi sviluppi più attuali, qual è? Quali sono? Quali sono queste lezioni? Le lezioni sono che usando questi modelli che oggi sono a disposizione e lo dobbiamo fare in maniera sistematica, utilizzando tutti i modelli possibili disponibili, perché le incertezze, è vero, sono ancora importanti, ma usando un insieme di modelli, qui ne vedete 8 rappresentati che sono tra i modelli a convezione permessa, quindi con risoluzioni, come vedete, dell'ordine di alcuni chilometri. Usando questi modelli possiamo davvero prepararci e compiere l'ultimo miglio che è il passaggio dalla scienza del clima, che è fondamentale e che ci fornisce gli elementi per poter ragionare, agli elementi quantitativi che ci permettono di dimensionare le opere di adattamento, perché di adattamento evidentemente dobbiamo occuparci. Dobbiamo parlare di mitigazione del cambiamento climatico, riducendo le emissioni di gas serra, ma
parte di questo cambiamento climatico è ormai inevitabile. Quindi abbiamo bisogno di approcci per le decisioni, per i decisori, per i pianificatori, per gli operatori, geologi, ingegneri, che agiscono sul territorio e dimensionano le opere di adattamento. Questi hanno bisogno di informazioni quantitative che finalmente possiamo ottenere da questi elementi. Qui vediamo, per calarci nella realtà regionale, qui vediamo cosa prevediamo in base a quell'insieme di modelli che abbiamo mostrato prima rispetto all'aumento delle precipitazioni estreme. L'aumento della variazione, ma sostanzialmente l'aumento diffuso delle precipitazioni estreme, qui le precipitazioni con tempo di intorno a 100 anni, previsto questo aumento tra oggi e il 2100 è quello che vedete sul video, ovvero sì, questi modelli ci dicono che le precipitazioni estreme di breve durata, qui si parla di durata un'ora, eventi che non potremmo vedere da modelli globali, ma possiamo vedere da modelli a convezione permessa, questi aumenti sono dell'ordine fino al 50% o più, ma vedete come la variazione attesa non sia uniforme nello spazio. Siamo ora in grado di apprezzare, di capire, di quantificare queste variazioni tenendo conto delle peculiarità del territorio e quindi questi sono gli strumenti che dobbiamo usare. Questa è la sfida che abbiamo davanti per le risorse idriche e per la gestione dell'acqua nel futuro. Dobbiamo percorrere quest'ultimo miglio, dobbiamo farlo collegando le scienze del clima e i modelli di ultima generazione alle misure a terra. Lo dobbiamo fare perché questo è l'unico modo per limitare i danni, ovvero per salvare vite umane, evidentemente, non stiamo parlando di così un capriccio degli scienziati, evidentemente, ma possiamo salvare vite umane, possiamo ridurre significativamente le perdite economiche. Questa è, a mio avviso, la sfida per questo secolo, per la scienza dell'acqua.